per te, è soltanto per te, ovunque sarai ci sarò, non ti lascerò mai, io lo so, io lo so, io lo so, sono pazzo di te, tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai, che io vivo per te. Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolese. Facciamo la situazione in generale un po' del nostro Napoli. Allora, tra cessioni e acquisti. Parliamo prima delle cessioni, partiamo dalle cessioni. Allora, la cessione di Albiol, 4 milioni ricavati dal Villarreal. Parlando del centrocampo invece, è partito Rog, è in via di partenza, cioè non è ancora ufficiale, però è molto vicino al Cagliari, che il Cagliari ha sorpassato l'Eintracht Francoforte che sembrava favorita sul giocatore, invece non è così, si è fatta avanti il Cagliari, ha offerto di più, 15 milioni per il cartellino di Rog, è un'altra cessione molto importante per il nostro Napoli, 15 e 4 fanno 19, siamo lì. Poi è partito Inglese in attacco, Inglese al Parma per 22 milioni. Allora, altri 22 milioni presi dal Parma, ma il Parma non è andato solo Inglese, abbiamo venduto anche Sepe e Grassi, uno 5 milioni e l'altro 7 milioni, altri 12 milioni. 19 più 22 fanno di Inglese, fanno insomma fra i 40 milioni, poi ci sono i 4 di Albiol, poi ci sono i 12 di Sepe e Grassi, siamo già sui 56, una cosa del genere. Ci abbiamo ancora la cessione di Sai da concludere ovviamente, perché l'Atletico Madrid sappiamo si è fiondato su Trippier, il terzino che piaceva a noi, e ora Isai praticamente ancora è sul mercato, aspettiamo nuove offerte per Isai. Abbiamo ancora Isai sul mercato, Mario Rui, Verdi, cioè i giocatori ce ne sono. Appunto stasera è stato ufficializzato Vinicius al Benfica, altri 17 milioni e siamo sui 70 milioni quasi, circa 66-70 milioni con le cessioni. E te 70 milioni, è vero, ha speso circa 15 milioni per Manolas o 16, 15-16 milioni per Manolas, dando il cartellino di Diawara come contropartita, perché sennò andava a spenderne 36. Poi ha spesi altri 12 milioni tipo per Di Lorenzo, se facciamo 12 e 16 fanno circa 28 milioni. Il Napoli può ancora prendere qualche tesoretto da altri giocatori che può mettere sul mercato, tipo come ho detto un As, Verdi, Isai, lo stesso Mario Rui, cioè Vinicius vabbè è stato venduto come Inglese, cioè abbiamo ancora 4-5 pezzi per poter mettere sul mercato e ricavare qualche altro soldo importante per andare a comprare qualche giocatore. E in arrivo anche Elmas, praticamente fatta per Elmas, altri 15 milioni, mi ero dimenticato, ovviamente 26 e 15 andiamo già sui 41 milioni, però il Napoli oltre ai soldi che ricava dalle cessioni, anche il tesoretto Champions, non dimentichiamo, anche se non è tantissimo, perché il Napoli sappiamo è uscita molto presto dalla Champions dopo i gironi, è andata nell'Europa League, qualcosina ha preso anche in Europa League, anche se in Europa League non pigli i soldi che pigli da Champions League, cioè c'è proprio, diciamo, una differenza enorme tra Champions e Europa League, lo sappiamo, a livello di soldi, a livello di vittorie fatte sia in Champions che quella in Europa League. In una vittoria in Champions League ricavi molto più soldi, mentre quella in Europa League è ovvio, prendi qualcosa ma non è a livelli della Champions League. In entrata comunque Elmas, Di Lorenzo e Manolas per ora. Parliamo degli obiettivi del nostro Napoli. Allora, parlando degli obiettivi del nostro Napoli, si fanno nomi in attacco tipo Pepe, Lille della scorsa stagione, perché Lille ha fatto una stagione fantastica, battendo anche 5-0 in casa il Paris Saint-Germain, per chi ha visto quella partita, e Pepe è stato uno dei protagonisti, ma non solo in quella partita, ha fatto tantissimi gol questa stagione, se non mi sbaglio attorno ai 30 gol. Comunque un attaccante molto promettente, perché ovviamente è una stagione che è stato visto esploso così, poi bisogna vedere se la ripete, quello e quell'altro. Comunque mettiamo da parte Pepe, poi c'è Icardi, anche Icardi ha spesso la voglia di poter venire a Napoli, come su Icardi c'è anche la Juve, non c'è solo il nostro Napoli, anche Sarri quando era al Napoli lo voleva Icardi,
E ora alla Juventus ovviamente lo vuoi ancora, non è Ciucciari, stati vicino a me perché stiamo parlando del Napoli. Non è che ovviamente Sarri da noi tornato nuovo più i cardi, secondo me c'è sempre la stima, la voglia di prendere un giocatore che piace a lui, che a Sarri gli piace giocare molto sugli esterni, sulle fasce, che vanno poi a crossare in area dove c'hanno una punta d'aria che la butta dentro. E per lui Icardi è perfetto per il gioco di Sarri, per il 4-3-3 o insomma con la Juve non so se farà lo stesso schema che aveva a Napoli. Staremo a vedere. Anche al nostro Napoli non è che faccia male uno come Icardi, non è che ci fa schifo. Ovviamente c'è che la stronza Vandanara che rovina tutto lo spogliatoio. Per a Napoli sappiamo carta croce subito, se fanno i scemi a tutti e due buttiamo in due cessi subito. A parte Icardi che veramente ha fatto questa stagione, cioè proprio niente ne ha fatto. Però nell'altra stagione abbiamo visto che di cosa è capace, fa tanti gol. Ovviamente la sua difficoltà qual è? È saltare l'uomo. Non è un attaccante di movimento, è un attaccante che sta fermo in area lì, oppure fa salire la squadra. Ovviamente un attaccante d'area Icardi prende palla in area e ne sbaglia poche, pochissime. Ovviamente nell'ultima stagione con l'Inter ha fatto malissimo per la situazione che si era creata tra il giocatore e i tifosi, l'ambiente e tutto, e lo spogliatoio, insomma non stevano buono, perché all'inizio le prime stagioni di Icardi all'Inter succede che tu lo sai, ha fatto bene, alternativa a Icardi, anche Pepe. Prima di tutto voglio andare da voglio James Rodriguez. James Rodriguez arriverà secondo voi, sì o no? È molto probabile di sì, anche se c'è l'Atletico Madrid sul giocatore. Però il Real Madrid ovviamente preferirebbe darlo a noi che all'Atletico di Madrid, dato che sono rivali, fanno i derby insieme, fanno il derby di Madrid. Piuttosto che cederlo alla sua rivale Atletico Madrid, lo cederebbe volentieri al nostro Napoli. Ma De Laurentiis che ha fatto capire che lo prenderebbe solo in prestito, altrimenti no. Se non arriva James prenderebbe a Pepe a quando è 70, 80, 90 milioni. C'è una cifra molto esagerata per Pepe. Onestamente qualcosa ci sta sotto, ma non è che per i rapporti che ci sono con il Real Madrid, visto Benitez come aveva i rapporti nel nostro Napoli con il Real Madrid, visto che ha fatto arrivare sia Albiol che Higuain e Cagliari con il nostro Napoli. Poi Ancelotti ovviamente anche lui ha allenato il Real Madrid e anche lui ha buoni rapporti con la società Real Madrid, come lo stesso Benitez che c'era, perché ovviamente ci ha portato 3 giocatori. Il rapporto tra le due società, Napoli e Real Madrid, è molto forte perché ovviamente ci sono arrivati questi 3 giocatori molto importanti al Napoli, perché abbiamo visto Albiol ha dato tantissimo, Callejon è ancora da noi, Higuain è andato via ovviamente per una scelta sua che condividiamo tutti pochi noi tifosi del Napoli. Voi vedete che sotto alla scelta James Rodriguez ci starà qualcosa di più forte sotto? Non vuoi vedere che magari c'è un nome più, perché come ha espresso De Laurentiis, come ha detto De Laurentiis, arriverà un top player. E se questo qui fosse Isco, mamma mia, che voleva la Juventus, ci mettiamo proprio a chi lo servizio, cioè, lo so che è difficile, è molto difficile, ma il presidente è capace di tutto, e l'abbiamo visto negli anni scorsi, è capace di tutto, anche quando fece a presentare a Hiller che la faccia Lione, te lo ricordi ancora, a Cavani, alla Pezzi i primi tempi, cioè ci ha sempre sorpreso presidente. E che ne sai tu che chissà all'improvviso ti piglia Isco non a Isco, mamma mia, è tanta roba a centrocampo, e poi è proprio un regista che a noi ci serve come un pane, uno che deve i palloni lì avanti ci serve proprio come il pane. Meglio di Isco chi cazzo ci sta, sarebbe veramente un acquisto fenomenale. Ovviamente se non viene Isco, che lo metto tra parentesi come alternativa, diciamo fantamercato, dai. Ma se arriva James Rodriguez, di sicuro non sto sputando, sarei molto contento, ma moltissimo contento, perché noi stiamo aspettando proprio l'acquisto di James, ovviamente. Poi Lozano l'ha escluso, sembrerebbe escluso perché il PSV Eindhoven chiede tanto, però chiedeva tipo 50 milioni, ma poi visto voi
cioè anche De Laurentiis valla a capire pesca, cosa sta pescando, cosa dice, spara cazzate, perché non vuole far sapere gli acquisti del Napoli oppure gli obiettivi del nostro Napoli, capite Ciucciari? Sotto traccia, sta facendo qualcosa, il presidente non ce lo può sapere, non ce lo può sapere. Dobbiamo avere calma, fiducia, ovviamente la calma fino ad un certo punto, perché se arriva una squadra e si piglia il giocatore, poi ci incazziamo tutti quanti, già mangiamo sfugato un attimo, ho passo fatto e sto aspettando qualche altro acquisto top, perché ci servono almeno altri 2 top player dopo Manolas. Di Lorenzo è un ottimo giocatore che deve dimostrare, ha fatto bene all'Empoli, ma è un conto giocare all'Empoli, è un conto al Napoli, dovrà dimostrare. Manolas è per me un top player, perché nazionale greco, cioè leader di una difesa della Grecia, ma non solo, era leader anche della difesa della Roma, il più forte che ci avevano in difesa. E ovviamente non si può che dire che è un top player, no? Invece, oltre a Manolas, poi abbiamo preso Elmas, un buon giocatore anche lui da far cioè, crescere, perché è giovane e può dimostrare le sue qualità. Però servono 2 top player, tipo uno come Amen Rodriguez, tipo uno, no Amen, no a pregare, tipo uno come Ames Rodriguez e uno tra i Cardi e Pepe, non mi dispiacerebbe. Ovviamente le cifre sono alte, perché se tu spendi già 42 milioni per Ames, poi devi andare a spendere altri 50 milioni per i Cardi, perché 70 milioni non se ne parla proprio. I Cardi non hanno giocato una stagione, l'Inter aveva 70 milioni, andai a Ferrapino per più 70 milioni da noi, e poi De Laurentiis secondo te da 70 milioni ai Cardi, all'Inter per i Cardi, a debito con binocoli e via. Staremo a vedere le sorprese che ci farà il nostro presidente. Sarebbe bello un Isco al Napoli, mamma mia. Ma ti immagini un centrocampo con Fabian Ruiz, Isco, Allan e Zielinski? Ma no, è che è un centrocampo e fuga. A parte questo, ma io, cioè a Juventus ha preso Rabiot e come cacchio si chiama lì? Rabiot è arrabbiato là, Rabiot e Ramsey. Ottimi centrocampisti, non lo metto in dubbio, forti, perché sono 2 centrocampisti che hanno esperienza, hanno fatto sia Champions, hanno vinto pure qualche trofeo, specialmente Rabiot col Paris Saint-Germain. Non lo metto in dubbio che sono forti, però io onestamente mi tengo i miei centrocampisti Zielinski e Fabian Ruiz, che mi piacciono di più, perché hanno, secondo me sono giovani, sono più giovani e poi secondo me hanno quella qualità in più e tecnica. Fabian Ruiz l'ha dimostrato con la Spagna Under 21, come Zielinski, cioè lo stiamo vedendo crescere anno dopo anno, e secondo me quest'anno può essere l'anno ancora per far vedere come è migliorato anche sotto porta. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi possibili acquisti, delle cessioni, degli acquisti che potrebbe fare il Napoli. È tutto, fatemi vedere quale trattativa pensate che ci sia, tutto, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello 87 e del Ciucciariello, iscrivetevi al canale nostro, Ciucciari diglielo, iscrivetevi al canale, dobbiamo arrivare a obiettivo 700, piano piano in su, arriviamo a 1000 iscritti, Ciucciari, dai, cliccate, iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti da Napoliello 87. Forza Napalès!